Amici del volley, ben ritrovati, ancora la solita striscia settimanale, 5 minuti dedicati alla nazionale italiana femminile qui a Vicenza. Ci troviamo all'Hotel Giada di Grumolo delle Abbadesse assieme a Valentina Arrighetti. Buonasera Valentina. Buonasera a tutti. È un atleta della nazionale italiana e domani sera, a proposito, alle 21 al Palasport di Vicenza ci sarà l'esordio, allora triangolare fra Italia, Spagna e Serbia. Cosa possiamo aspettarci dalla nazionale italiana? Beh, senza dubbio dalla partita di domani sarà un'occasione importante per poterci testare prima dell'Europeo e quindi proveremo a fare il nostro meglio come sempre. Avete già visto la Serbia nel Grand Prix, che impressione hai avuto? Beh, la Serbia è una squadra che sicuramente arriva in un ottimo stato di forma, ha fatto un grande risultato al Grand Prix, sono arrivate terze, quindi è a maggior ragione una buona occasione per scontrarsi comunque con le migliori squadre che incontreremo poi in questo europeo. Si giocherà questo triangolare, si disputerà fra gli impianti di Vicenza e Bassano del Grappa. Valentina Arrighetti però è una vecchia conoscenza di Vicenza, allora che esperienza hai fatto qui a Vicenza? Beh, io ho fatto 3 anni a Vicenza, di cui uno a Cavazzale e 2 con il Vicenza Volley. È stata un'esperienza bellissima, infatti è un'emozione tornare qua per me, avere l'occasione di rigiocare al Palasport e sono contentissima anche perché qua ho stato tanti amici e tanti tifosi a cui sono molto, molto legata. A proposito, sabato scorso al centro commerciale Le Piramidi ti abbiamo vista assieme ad altri atleti, una grandissima accoglienza per te e per loro. Sì, infatti comunque il calore qua a Vicenza, dei vicentini, è sempre fantastico e quindi è stato veramente bello. Cosa ti senti di chiedere ai vicentini per questa 3 giorni? Di tornare a sostenerci e spero che riusciremo a farli divertire il più possibile, a fargli ricordare un po' i vecchi tempi del volley di alto livello a Vicenza. Ecco. Allora, per tutte le informazioni, per vedere se ci sono ancora biglietti a disposizione per Vicenza e Bassano del Grappa, andate su www.fipavicenza.it. Grazie dunque a Valentina Arrighetti per essere stata con noi. Grazie a voi. Godetevi il prossimo servizio e arrivederci ai Palasport di Vicenza e Bassano del Grappa. Ormai siamo agli sgoccioli, Vicenza e Bassano sono pronte ad accogliere le azzurre nell'ultimo impegno agonistico prima degli europei. Ed in particolare Vicenza inaugurerà il restyling fatto al Palasport cittadino dopo l'alluvione con il match di apertura con la Spagna. Un'occasione importante per ribadire la vocazione pallavolistica che il Palazzetto Berico ha sempre avuto e che ci auguriamo avrà ancora molto in futuro. Il Palasport di Vicenza, come tutti sanno, a novembre scorso è stato colpito a morte dall'alluvione che ha colpito mezza Vicenza. Insieme all'opera di tanti volontari e con la collaborazione assolutamente impagabile del Comune di Vicenza e del suo assessore allo sport, siamo riusciti a farlo rivivere, prima con la rimessa nuova del parquet e in seconda battuta poi con i piccoli e grandi lavori che siamo riusciti a fare in questa struttura che adesso sarà in grado di ospitare la nazionale femminile. E non dimentichiamo Bassano del Grappa, piazza veneta che tanto ama la pallavolo e che sicuramente risponderà con grande entusiasmo alla chiamata azzurra. Vicenza e Bassano sono 2 città in un'unica provincia, una caratteristica che il volley con questo triangolare ha saputo valorizzare. Vicenza e Bassano del Grappa sono state scelte per ospitare questa triade di partite. Sono 2 città con una grandissima tradizione di volley e quindi dovevano per forza essere coinvolte per questo grande evento.